un fenomeno abbastanza differenziato e radicato, e perciò ci deve preoccupare e deve mettere in condizione noi imprenditori di analizzare tutte le cause prima e le altre soluzioni prima di intraprendere una strada che è un vicolo cieco. Cioè oggi la strada di rivolgersi a entità camorristiche oppure delinquenziali per risolvere i problemi dell'azienda è una strada che non solo è difficile da percorrere, ma dall'altra parte ti porta al fallimento e ti porta alla chiusura intima di ogni forma di tranquillità. Anche il presidente di Confindustria Venezia esprime la sua preoccupazione alla luce di quanto emerso dall'ultima indagine sulle infiltrazioni mafiose in Veneto e soprattutto dall'allarme lanciato dal procuratore Cherchi sull'omertà degli imprenditori. Chi è vittima di questi fenomeni, che io definisco e ho definito e continuo a definire, sono il cancro, e che ha ragione il procuratore Cherchi. Bisogna avere il coraggio che una volta che si è commesso un errore grave, ed è un errore è un errore senza ritorno, andare in procura e dire la verità. E dire la verità, perché ci si salva personalmente, ma soprattutto si salvano tanti altri colleghi e tante altre persone. Noi lo dobbiamo, questo marciume, lo dobbiamo sradicare alla radice e dobbiamo fare di tutto per evitare che si radichi, ed è già radicato. Non abbiate paura, non dobbiamo avere paura. La paura più grande la dobbiamo soltanto avere nei confronti della nostra famiglia. Lo dovete sapere in maniera chiara. Nel momento in cui si inizia a interloquire con queste persone, la tranquillità familiare sparisce ed è inaccettabile. E noi abbiamo il dovere di esservi accanto. Perciò venite da noi prima, andate in procura dopo o durante, ma evitate di essere omertosi, perché l'omertà vi ucciderà.